Pace a tutti, benvenuti al nostro culto di carica. Oggi non siamo molti, ma come quel giorno in cui Gesù predicò alla Samaritana, predicò solo ad una persona, anche oggi forse Dio ha una parola per tutti quanti noi. Quindi io ti invito in questo momento a consacrare questo culto al Signore, a cominciare a pregare perché Dio possa fare la sua volontà questa sera in questo luogo, che lo Spirito Santo abbia la libertà di agire, che noi siamo qua per un proposito e che Dio abbia la possibilità di compiere quel proposito questa sera nelle nostre vite. Preghiamo insieme che Dio possa darci questa sera la ricarica necessaria, possa darci la parola di cui abbiamo bisogno e possa farci sentire la sua presenza forte qua in mezzo a noi. A Lui tutto l'onore, tutta la gloria, che oggi noi possiamo dare il nostro meglio altrettanto a Dio. Padre, nel nome di Gesù siamo qua questa sera per ringraziarti, Signore, di tutto ciò che abbiamo, Signore, di tutta la nostra settimana che abbiamo già vissuto fino a questo momento, Signore. Oggi è il culto ricarica e siamo venuti qua perché vogliamo una ricarica da parte tua. Quindi, Padre, noi ti ringraziamo in questo momento per tutto ciò che abbiamo già vissuto in questi 3 giorni e ti ringraziamo anche per ciò che vivremo, sapendo che attraverso il culto di questa sera tu puoi darci qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco che rinvigorisca le nostre vite, il nostro spirito, le nostre anime, Signore. Nel nome di Gesù io ti chiedo che tu possa essere presente qua in mezzo a noi questa sera, che la tua presenza, Signore, possa farsi sentire, Signore, e che ogni lode che noi porteremo a te, che ogni forma di adorazione con cui noi oggi ti adoreremo possa essere ben ricevuta lassù, Signore. Che tu possa guardare il nostro cuore, vedere che veramente con gioia e con amore noi ti diamo ogni onore, ogni lode, ogni gloria, perché tu lo meriti, Signore. Lo meriti per tutto ciò che hai fatto, per tutto ciò che fai, per tutto ciò che farai, ma soprattutto per chi tu sei per noi. Che nel nome di Gesù questo possa essere un grande culto a te, Padre. Che nel nome di Gesù tu possa fare la tua volontà in mezzo a noi. Amen. Amém. Possiamo fare un applauso al Signore? Allora, vi ho mandato una canzone, dovete provare. L'avete provata? Adesso vediamo. È una prova per sabato, perché sabato è noi. E quando ho ascoltato questa canzone è perfetta per questa chiesa, perché noi non dovevamo essere ancora qua. Noi abbiamo passato per tempesta, cambiato di capannone 10 volte, preso fuoco la chiesa, siamo passati per tante battaglie, ma la chiesa di Emi è ancora qua. E questa è una canzone profetica che penso che è stata scritta nel tempo giusto per questa chiesa. Non l'ho scritta io, ma qualcuno che è stato usato da Dio, perché siccome l'ho mandata nel gruppo tutti mi hanno chiesto, non solo la Sonia ma altri mi hanno chiesto che se l'avevo scritto io, ma magari avresti scritto io. Ma allora canteremo questa canzone. Fabio la Tai metterà le parole e quindi provate a cantare insieme. Stressati ma non siamo crollati, perplessi ma non siamo disperati, siamo ancora in piedi, perseguitati ma non abbandonati, abbattuti ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi, non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muovi e ciò in cui crediamo. Nazioni santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi.
perseguitati ma non abbandonati, battuti ma non siamo distrutti, siamo ancora in piedi, non camminiamo, per ciò che vediamo, quello che ci muove e ciò in cui crediamo. Nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo, siamo ancora in piedi, non camminiamo, per ciò che vediamo, quello che ci muove e ciò in cui crediamo. Nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. Adesso dichiareremo la parte finale. Guardate se questo non è profetico. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove è ciò in cui crediamo. Nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. Alleluia, amen. Questa canzone è molto profetica, non soltanto per la nostra Chiesa, ma per noi credenti. Perché tante delle volte noi ci lasciamo condurre per numero di persone, noi ci lasciamo condurre per un predicatore che viene da lontano, noi ci lasciamo condurre da un gruppo di lodi che viene famoso, noi lasciamo guidare da un video su internet, ma noi non dobbiamo fermare na nostra mente, na nostra vita spirituale, in qualsiasi di questa cosa, ma dobbiamo fermarla in Cristo Gesù, perché nella Chiesa fermata in Cristo Gesù poi venire tempesta, poi venire persecuzione. Il Covid non ha fermato la Chiesa, le tempeste non sono fermate la Chiesa, il freddo non ha fermato questa Chiesa. Noi abbiamo passato tanto freddo in questa Chiesa, ma niente ha fermato questa Chiesa. E quindi quando noi ci mettiamo la nostra vita spirituale nella mano del Signore, noi non guardiamo se ci sono 5 persone, ci sono 500 persone, la presenza del Signore è in questo luogo, la presenza di Dio è in questo luogo. E quindi io vorrei che tu cominciassi a guardare questo culto con gli occhi diversi, con gli occhi di ringraziamento per questi 18 anni di questa Chiesa, dichiarando, Signore, quante cose noi abbiamo passato, quante cose noi abbiamo vissuto, quante cose questa Chiesa ha sopportato, ma noi siamo ancora qua.
Noi siamo ancora in piedi. Dichiariamo ancora una volta, non camminiamo per ciò che vediamo. Forse tu non vedi qualcosa di straordinario che Dio farà, ma Dio sta facendo già qualcosa di straordinario. Amém? Cantiamo ancora. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muovi e ciò in cui crediamo. Nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi, no, non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muovi e ciò in cui crediamo. Nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. La persecuzione non fermò la sua Chiesa, il Colosseo non fermò la sua Chiesa, i leoni non fermarono la Chiesa del Signore. Noi sappiamo che l'inferno non può vincere, noi avanzeremo e grideremo che nessuno può fermare la Chiesa del Signore. Non camminiamo per ciò che vediamo, quello che ci muove e ciò in cui crediamo. Nazione santa, noi siamo la Chiesa, viviamo per fede, siamo ancora in piedi. Amen. Voglio invitarvi a aprire le vostre Bibbie nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Amen. Lettera di Paolo ai Romani, capitolo 1, versetto 1. Dice così: Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Amen. Possiamo pregare, dopo ci sediamo. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento io ti chiedo di essere con noi, Signore, in questa serata in cui noi ci siamo trovati per fare un culto a te, Signore, per renderti grazie, per renderti onore, Signore, per darti ogni lode, ogni adorazione, ciò che tu meriti, Signore, per questo che noi veniamo qua e ci riempie il cuore di gioia, Signore, quando noi possiamo venire alla casa del Padre per fare tutto questo, Signore. Noi cerchiamo almeno di essere come dei Davide che dicono: preferisco stare un giorno nelle tue dimore piuttosto che 1000 altrove, Signore. Ma io ti chiedo in questo momento, Padre, di poterti usare di me, Signore, in base a quello che tu hai parlato a me in questi giorni, per poter parlare con la tua Chiesa, Signore. Sappiamo che tu non guardi i numeri, tu non guardi le cifre, Signore, tu guardi le anime,
e tu guardi ciò che tu vuoi dire ad ogni anima presente in ogni luogo del mondo, Signore. Quindi in questo momento io ti chiedo che il tuo Spirito possa parlare ciò che ognuno di noi ha bisogno di sentire da parte tua. Nel nome di Gesù benedici questo momento. Amen. Amen, potete sedervi. Amen. Dio ha cominciato a ministrare questa parola nel mio cuore da qualche giorno, da qualche settimana in realtà, per la precisione da quando abbiamo cominciato questi 18 giorni di proposito di maturità per arrivare al 18° compleanno della nostra Chiesa. E in particolare nello specifico per quanto riguarda la parte della lettura della parola, no? C'era uno dei propositi che era quello di leggere almeno un libro della Bibbia. Come abbiamo detto qua qualche culto fa, io e l'Andrea ci siamo messi come proposito di leggere 5 libri della Bibbia. Questo non per vantarci, perché abbiamo letto 5 libri, non per ingrandirci, ma semplicemente per il fatto che i libri che abbiamo scelto sono libri che abbiamo creduto potessero portarci alla maturità. Abbiamo scelto come libri le lettere pastorali, che sono le 4 lettere che Paolo scrive a dei pastori o a delle persone che facevano il ruolo, la funzione di pastore, per insegnare, per esortare, per dare delle indicazioni su come svolgere questo ruolo. E quindi abbiamo scelto questi libri pastorali per arrivare alla maturità. Oltre a questi libri abbiamo scelto anche la lettera di Giacomo, che non è una lettera pastorale, ma è scritta da un pastore. Giacomo fu il primo pastore della Chiesa, non è Pietro come molti dicono che Pietro è il primo papa, Pietro è il primo pastore, non è così. Giacomo fu il primo pastore di una chiesa, Giacomo fu pastore della chiesa di Gerusalemme e insieme a Pietro e a Giovanni è considerata una delle 3 colonne della chiesa primitiva. E proprio nel primo libro che abbiamo letto, che è stata la prima lettera di Paolo a Timoteo, il primo versetto mi aveva già colpito. Io da quando abbiamo cominciato un proposito con gli uomini diversi mesi fa non leggo più la Bibbia solo per leggerla. Un tempo leggevo la Bibbia per leggerla, ce la leggevo e prendevo e cominciavo a leggere capitoli su capitoli su capitoli. Io ho smesso di leggere la Bibbia in questo modo, almeno che non debba predicare o non debba preparare qualcosa di particolare. Quando io nel mio intimo mi metto a leggere la Bibbia, non mi metto a leggerla per leggerla, piuttosto ci perdo su molto più tempo del necessario, ma io cerco di ricevere una rivelazione da Dio in ogni versetto che leggo, se possibile. E così ho fatto anche con questa prima lettera di Timoteo. E già al capitolo 1, al versetto 1, Dio mi ha parlato qualcosa che fino a quel momento non mi aveva mai fatto vedere, non mi aveva mai rivelato. Non serve che lo metti, lasciamolo per il futuro. Dico questo semplicemente come premessa, per fare capire in che modo Dio mi ha portato poi a leggere oggi Romani 1.1. Dopo vedremo anche Timoteo, vedremo anche altri versetti. Abbiamo letto che in Romani 1.1 Paolo dice così: Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo da parte per il Vangelo di Dio. Paolo, Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo. Qui Paolo ci sta dicendo che lui ha una chiamata, che è quella dell'apostolo. Paolo ha una chiamata che è quella dell'apostolo. Se potessimo dare un titolo a questo messaggio, sarebbe: come stai vivendo tu la tua chiamata? Come vivi tu la tua chiamata? Come intendi tu la tua chiamata? E ho voluto cominciare da questo primo versetto della lettera ai Romani, perché in questo versetto Paolo ci dice che ha una chiamata, che è quella di essere apostolo. Paolo chiamato ad essere apostolo da Dio. E ho già detto qua più e più volte che tutti quanti noi abbiamo una chiamata, per quello che c'è scritto in 1 Timoteo al capitolo 1 versetto 9, quando l'apostolo Paolo scrive così, che Dio ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma a motivo del suo proposito o del suo disegno divino in alcune traduzioni.
Quindi tutti quanti noi abbiamo una chiamata, perlomeno noi che siamo salvati. Se tu pensi di essere salvato, se tu credi di essere salvato, se tu hai fatto quella bella confessione di fede, quando tu hai accettato Gesù e poi ti sei battezzato, attraverso questa confessione tu credi di aver ricevuto la salvezza, di aver ottenuto la salvezza, se tu pensi, credi, sei sicuro di essere salvato, per quello che Paolo scrive a Timoteo, tu hai una chiamata, perché dice così, Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata. Quindi dal momento che noi siamo salvati, noi abbiamo questa chiamata. E qual è questa chiamata? È quella che noi vediamo in Matteo 28, andate per il mondo, predicate il Vangelo, fate discepoli, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnate loro ogni cosa che io vi ho insegnato. Questa è la nostra chiamata. Ho già predicato 1, 2 o forse anche 3 volte sul passo successivo a questo, ovvero come noi possiamo intraprendere questa chiamata di Matteo 28, perché questa chiamata di Matteo 28 è una chiamata per tutti noi che siamo salvati, tutti noi abbiamo una chiamata che è quella di Matteo 28, ma ognuno di noi può vivere, può intraprendere questa chiamata in un modo diverso, può evolvere questa chiamata in un modo diverso, a seconda dei doni che uno ha, a seconda dei talenti che uno ha, o a seconda di quella cosa che io sono abituato a dire, questa cosa che ti brucia dentro, no? Questa cosa che veramente ti fa sentire realizzato, questa cosa che vuoi mettere al servizio di Dio, con il quale tu puoi dare il tuo meglio a Dio. Solo che oggi non voglio parlarvi di questo, voglio andare al passo ancora successivo, perché noi abbiamo una chiamata, noi siamo salvati, noi abbiamo una chiamata, noi possiamo fare evolvere questa chiamata, intraprendere questa chiamata in modi diversi a seconda dei nostri doni, dei nostri talenti, di ciò che ci brucia dentro, ma poi in che modo noi viviamo questa chiamata. In che modo noi viviamo questa chiamata? L'Apostolo Paolo ci fa vedere 3 modi per vivere questa chiamata e di questi 3 modi io voglio parlarvi questa sera. Mi ricordo che diversi anni fa era venuto in chiesa un predicatore che all'interno della sua parola aveva lasciato un pensiero, un messaggio che non mi aveva mai convinto fino in fondo, e fino a oggi questo messaggio mi infastidiva, me lo sono ricordato fino a oggi, me lo porto dentro, sono passati tanti anni, e questo messaggio, questa parola che aveva detto all'interno del messaggio era questo, che quando noi ci presentiamo a qualcuno, noi ci dobbiamo presentare con il nostro titolo, perché Paolo si presentava così. Quando Paolo scriveva una lettera scriveva Paolo, apostolo di Cristo. E così anche noi, quando noi ci presentiamo a qualcuno, dovremmo presentarci piacere pastore Enrico, piacere missionaria Sandra, piacere pastore Andrea, missionaria Sonia, eccetera, eccetera. Non mi aveva mai convinto questa cosa qua, forse perché io di carattere non sono così. Quando io chiamo qualcuno difficilmente mi presento con pastore Enrico, di solito io dico ciao, sono Enrico della chiesa di M. Tante volte anche non mi riconoscono quando dico così, ma non ce la faccio a presentarmi con pastore Enrico, è una cosa più forte di me, perché lo considero quasi più un vanto, più che una cosa per farmi riconoscere, e non penso che sia una cosa giusta. E per questo motivo, proprio per questo motivo del vanto, quella parola che quel pastore aveva dato diversi anni fa in chiesa non mi aveva mai convinto fino in fondo, perché dicevo Paolo non direbbe mai una cosa del genere, perché sarebbe un vanto presentarsi come apostolo, vuol dire io sono apostolo e tu no. No, è una cosa un po' brutta, non me lo sarei mai aspettato da Paolo. E più di una volta questa parola mi era tornata in mente, mi aveva infastidito, ma non avevo mai capito il vero senso di ciò che Paolo voleva dire, fino a quando pochi giorni fa, meno di 18 giorni fa, ho letto 1 Timoteo 1:1. Il motivo per cui Paolo si presenta come apostolo, e lo fa in quasi tutte le lettere, a parte in quelle che scrive insieme a qualcuno, perché Paolo scrive delle lettere insieme a Timoteo, scrive delle lettere insieme a Silvano, che voi potete trovare all'interno della Bibbia. Quando lui scrive una lettera da solo, si presenta sì come apostolo, ma non dice mai ciao, sono Paolo apostolo. Quando Paolo si presenta come apostolo è per dire il perché lui è apostolo. Paolo non dice mai Paolo apostolo di Cristo, no. Dice Paolo apostolo di Cristo perché sono stato chiamato ad essere apostolo, ad esempio. E in altre lettere noi vediamo tutte le altre motivazioni che Paolo dà per il quale lui è apostolo di Cristo. Voglio chiedere se puoi mettere
la lettera a Tito, capitolo 1, versetto 1. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù. Ma non si ferma qua. Dice per promuovere la fede. Perché Paolo si presenta come apostolo? Per promuovere la fede, non per dire io mi vanto di essere apostolo. Questo è uno dei 3 modi in cui Paolo viveva la sua chiamata. Ricordatevi che il messaggio di oggi si può intitolare così: come stai vivendo tu la tua chiamata? Uno dei 3 modi, uno dei 3 motivi, delle 3 interpretazioni che Paolo aveva della sua chiamata era questo: per promuovere la fede. Che cosa vuol dire per promuovere la fede? Io ho preparato questo messaggio in realtà per predicare un sabato. Oggi cercherò di essere molto più breve di tutto quello che avrei voluto dire. Cosa vuol dire per promuovere la fede? Per far accrescere la fede nelle persone, per portare fede alle persone. Soltanto che tempo fa abbiamo fatto una campagna sulla fede, se vi ricordate, e una cosa che abbiamo visto è che noi non possiamo accrescere la fede dei nostri fratelli. O no? Come faccio io a aumentare la fede di Melia? Non posso aumentare la fede di Melia, e lo dico per un semplice motivo: perché neanche Dio aumenterà la fede di Melia. E questo perché troviamo un passo nella Bibbia in cui gli apostoli chiedono a Gesù: Gesù, aumentaci la fede. E Gesù risponde: io non posso aumentarvi la fede. Se voi volete avere più fede, dovreste essere come un granello di senna, perché è più piccolo delle sementi, ma che può avere una fede così grande da dire a un monte gettati nel mare, e quello si getterà. Quando Gesù sta dicendo quello, non sta dicendo di un piccolo granello perché ha una piccola fede. Gesù sta dicendo quello perché anche il più piccolo dei granelli, se piantato, se seminato, se gli viene dato da bere, se viene accudito, può diventare una pianta molto grande. Noi non possiamo aumentare la fede degli altri, ma allora di cosa sta parlando qua Paolo? Perché sta dicendo per promuovere la fede? Mi viene in mente la missionaria Sonia quando ha predicato: di che cosa stiamo parlando, no? Di cosa sta parlando qua Paolo? Se non possiamo aumentare la fede degli altri, di cosa sta parlando? È vero, noi non possiamo aumentare personalmente, direttamente la fede degli altri. L'intimità con Dio è una cosa personale di ognuno. Ci ricordiamo la parabola delle 10 vergini: ognuno deve avere una intimità personale con Dio. Noi non possiamo prestare la nostra intimità con Dio agli altri, non possiamo prestare la nostra fede, ma che cos'è che allora possiamo fare? Voglio farvi ritornare a quel versetto che abbiamo letto prima di 2 Timoteo 1,9, quando dice: Lui ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito. Quando Paolo qua dice non a motivo delle nostre opere, non sta dicendo delle opere che noi faremo, sta dicendo delle opere che noi abbiamo fatto. Ovvero Paolo sta dicendo così: Dio ci ha salvati e appena ci ha salvato ci ha rivolto una santa chiamata, ma non a motivo di ciò che abbiamo fatto prima, a motivo del suo proposito, cioè di quello che verrà dopo. Questo vuol dire che noi sì, dobbiamo fare delle opere. Questo versetto non esclude che noi faremo delle opere, esclude le opere che abbiamo fatto fino a questo momento, ma tutte le opere che facciamo dal momento della salvezza, dal momento in cui Dio ci chiama, allora quelle sono tutte opere ben accette. Perché è vero, la salvezza non si può ottenere per opere. Paolo dice: la salvezza non si ottiene per opere, altrimenti ci sarebbe il vanto. Ma Giacomo dice così: attraverso le mie opere ti mostrerò la mia fede. Quindi questo versetto che Paolo scrive a Timoteo esclude le opere che noi abbiamo compiuto prima della salvezza, ma comprende tutte le opere che noi compieremo dopo, perché Dio ci ha chiamato per il proposito, e quel proposito sono le opere che noi abbiamo da compiere. In che modo noi possiamo portare fede alle persone? Attraverso le nostre opere, attraverso la nostra testimonianza, attraverso la nostra predicazione del Vangelo. Quando Paolo scrive ai Romani, al capitolo 10, del versetto 9 in avanti, scrive così: questa è la parola della fede che noi annunciamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato, sarai salvato. Infatti chiunque avrà invocato il nome dell'Eterno sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto?
E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è nessuno che lo annunci? E come potranno annunciarlo se non c'è nessuno che li manda? Finisce citando un versetto di Isaia che dice così: infatti è scritto, come sono belli i piedi di coloro che annunciano la buona notizia o il Vangelo. Noi siamo coloro che devono annunciare la buona notizia, perché è vero, le persone saranno salvate quando invocheranno il nome del Signore, ma come potranno conoscere il nome del Signore se non c'è nessuno che predica questo nome, se non c'è nessuno che porta questo nome? Gesù dice: voi dovete avere una fede come un granello di senape, che sì, se viene piantato può crescere così, diventare così grande che può spostare i monti. Ma chi darà questo granello di senape nelle mani delle persone? Questo è il modo in cui noi possiamo promuovere la fede. Questo è ciò che Paolo faceva. Paolo diceva: io sopporto ogni cosa per amore degli eletti, per amore di quelle persone che possono raggiungere la salvezza. Questo è il modo in cui lui viveva la sua chiamata, portando fede alle persone. E tu come stai vivendo la tua chiamata? Tu porti questa fede alle persone? Tu ti senti che sei un promotore di fede come Paolo? Tu sei una persona che veramente attraverso le sue opere sta compiendo il proposito che Dio aveva quando ti ha chiamato ad una nuova vita? Pensi di essere questa persona che attraverso il tuo modo di agire, il tuo modo di parlare, il tuo modo di fare, attraverso la tua testimonianza, le persone potranno invocare il nome del Signore ed essere salvate? Per questo Dio ci ha chiamato. E Paolo viveva questo come sua chiamata, come essere apostolo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per promuovere la fede. Il secondo modo in cui Paolo viveva la sua fede, e qui torniamo a dove ho cominciato questa parola, da dove tutto quanto è partito, lo troviamo nella prima lettera dell'apostolo Paolo a Timoteo, al capitolo 1, versetto numero 1, se puoi metterlo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio nostro Salvatore e di Cristo Gesù nostra speranza. La versione nuova riveduta del 2020, che è quella che uso io, dice un termine ancora più bello, ancora più decisivo, che dice così: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comandamento di Dio. Per comandamento di Dio. Guardate come Paolo viveva la sua chiamata, come Paolo intendeva la sua chiamata. Paolo non intendeva la sua chiamata come un qualcosa che potrebbe fare, sì, o potrebbe anche non farla, dipende da come si sveglia al mattino. Magari ha dormito poco, si sveglia male, oggi non vado a predicare il Vangelo. Magari la sera prima ha fatto baldoria, no, oggi sono stanco, meglio che sto a casa. Paolo non viveva così la sua chiamata. Paolo viveva la sua chiamata come un comandamento di Dio. Come un comandamento di Dio. E in che modo noi stiamo vivendo oggi la nostra chiamata? Come un qualcosa che potremmo fare o non potremmo fare? Come un qualcosa che dipende da quanto siamo stanchi, da come ci gira oggi, da quello che ci è successo ieri, da quello che dovremo fare domani, dalla nostra situazione sentimentale, emotiva, da un sacco di cose. Tante volte noi ci comportiamo così davanti alla nostra chiamata. Dipende da come ci sentiamo, se metterla in atto oppure no. Eppure Paolo viveva la sua chiamata come un comandamento. E quando ho letto questo versetto all'inizio di questi 18 giorni di proposito, Dio ha schiacciato così il mio cuore e mi ha detto: tu come stai vivendo la tua chiamata? Paolo la viveva come un comandamento. Vuoi fare le grandi opere che lui faceva? Vuoi fare le grandi cose che lui faceva? Paolo la viveva come un comandamento, come la cosa più seria. Tutti noi sappiamo che cos'è un comandamento. No, è una legge. E il comandamento di Dio è ancora peggio, è la legge di Dio. Ma basti pensare alla legge che noi viviamo tutto il giorno. C'è stata una discussione sul si può o non si può passare con il rosso, spiritualmente parlando, no? Pensiamo umanamente parlando, si può o non si può passare con il rosso? Quando tu passi con il rosso, per quanto
magari non ti succeda niente, per quanto la tua carne possa essere felice perché dici ho risparmiato tempo, adesso riuscirò a fare questa cosa molto prima, eccetera, eccetera. Dentro di te la tua coscienza sa che tu hai appena infranto una legge. La stessa cosa succede nel mondo spirituale quando noi pecchiamo. Anche se magari la tua carne si gioisce del peccato perché hai fatto qualcosa magari che ti ha portato piacere o non lo so, il tuo spirito sa che tu hai appena fatto qualcosa di sbagliato. Questo è il comandamento. Paolo viveva la sua chiamata come un comandamento, come qualcosa che non poteva trasgredire, perché se avesse trasgredito nella sua chiamata, lui sapeva che la sua coscienza e il suo spirito lo avrebbero accusato, perché avrebbe trasgredito la legge di Dio. Come noi stiamo vivendo in relazione a questo la nostra chiamata? La stai vivendo come un qualcosa che fai quando vuoi o la stai vivendo come un comandamento di Dio per la tua vita? Come Paolo vive la sua chiamata è un esempio di come Dio vorrebbe che noi la vivessimo. Quando Dio ci lascia qualcosa nella sua Bibbia non è una cosa personale per una persona e basta, è un qualcosa che riguarda tutti i suoi figli e Dio vorrebbe che noi vivessimo la sua chiamata come un comandamento nelle nostre vite. E la cosa più brutta, sapete cos'è? Che tante volte noi abbiamo vergogna a rispettare i comandamenti di Dio. Abbiamo vergogna a rispettare i comandamenti di Dio. Questa è la cosa peggiore di tutte. Pensate che Paolo sempre in Timoteo scrive così: io sopporto ogni cosa e non mi vergogno. Io sopporto ogni persecuzione e non mi vergogno, io sopporto ogni ingiuria e non mi vergogno, Paolo è stato imprigionato, Paolo è stato lapidato, si è salvato miracolosamente, è stato incatenato, è stato frustato, è successo di tutto e non si vergognava. E non si vergognava di seguire i comandamenti di Dio per la sua vita. E tante volte noi ci vergogniamo di essere cristiani perché seguiamo i comandamenti di Dio. Paolo scrive tutto un capitolo 1 della seconda lettera a Timoteo in cui dice: non avere vergogna del Vangelo di Dio, non avere vergogna delle mie catene. Guarda Onesiforo che bravo che è, perché lui non ha avuto vergogna di questo. Un intero capitolo sul non avere vergogna, perché Dio sa quanto noi ci possiamo vergognare dell'essere cristiani e di seguire i comandamenti. Il Salmo 119 cita così: non dovrò vergognarmi quando considererò tutti i tuoi comandamenti. Non dobbiamo avere vergogna di essere cristiani, non dobbiamo avere vergogna di rispettare i comandamenti di Dio, anche se a volte, anzi quasi sempre, il mondo critica noi che rispettiamo i comandamenti di Dio. Ci fa sentire sminuiti, ci fa dire: ma tu non puoi fare questo, tu puoi fare, tu non puoi fare. Ma Dio ci dice: non dovrò vergognarmi quando considererò tutti i tuoi comandamenti. Una delle più grandi testimonianze di fede che ho avuto, qualcosa che mi ha colpito, ce l'ho avuto da un fratello della chiesa. Qualche anno fa eravamo a mangiare un kebab e finché stavamo aspettando è entrata una persona dentro al negozio e ci ha chiesto: ragazzi, non è che ci potreste prestare la vostra tessera sanitaria perché vogliamo andare a comprarci delle sigarette qua davanti alla macchinetta. Io sono rimasto in silenzio e invece questo fratello della chiesa gli dice: guarda, mi dispiace, io non posso perché sono cristiano. Quando ha detto quella frase io sono rimasto così colpito da quella testimonianza di fede, da quel seguire il comandamento di Dio non avendo vergogna del giudizio degli altri. Quante volte noi per vergogna del giudizio degli altri chiudiamo un occhio e diciamo: ma sì, tanto io non sto peccando, in realtà non sto facendo niente di sbagliato, ma sapendo dove stiamo portando gli altri. Questo per ritornare anche un po' a quello che dicevamo prima sul promuovere la fede. Questa persona attraverso la sua opera ha promosso la fede. Forse non nella vita di quel ragazzo che è rimasto senza sigarette, magari si è anche arrabbiato, ma sicuramente l'ha promossa nella mia vita.
voglio andare avanti per non perdere tempo, andare all'ultimo punto in cui Paolo ci fa vedere in che modo viveva la sua chiamata. In realtà soltanto una volta, soltanto nella prima lettera a Timoteo, Paolo dice così: io sono apostolo per comandamento di Dio. E soltanto nella lettera ai Romani Paolo dice: io sono apostolo per chiamata di Dio. In tutte le altre lettere in cui Paolo si presenta come apostolo lo fa in questo modo. Se puoi mettere Efesini 1:1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio. In tutte le altre lettere, prima, seconda Corinzi, Efesini, Galati, in Filippesi, non si presenta come apostolo perché scrive questa lettera insieme a Timoteo, e Colossesi ed altre ancora, Paolo si presenta in questo modo: Paolo, apostolo per volontà di Dio. In che modo tu vivi la tua chiamata? Tu vivi la tua chiamata perché la tua chiamata è la volontà di Dio o semplicemente perché è la tua volontà? Paolo viveva la sua chiamata perché la sua chiamata era la volontà di Dio. E Paolo ha fatto sì che la volontà di Dio si allineasse con la sua per vivere la miglior chiamata che potesse. Dico questo perché sempre Paolo in 2 Timoteo, al capitolo 3, versetto 5, Paolo sta parlando di come saranno gli uomini agli ultimi tempi e dice che saranno fornicatori, ladri, bugiardi, omicidi, idolatri, eccetera, eccetera. Finisce questo elenco di cose, di come saranno gli uomini negli ultimi tempi, dicendo così: avranno l'aspetto della pietà, ma ne avranno rinnegata la potenza. Altre traduzioni dicono: avranno l'aspetto della devozione, ma ne avranno rinnegata la potenza. Che cos'è la devozione? La devozione è allineare la nostra volontà con la volontà di Dio. Questo vuol dire essere devoti, questo vuol dire avere devozione, allineare la nostra volontà con la volontà di Dio. È interessante quello che dice Paolo in questa frase: queste persone degli ultimi tempi avranno l'aspetto di questa devozione, saranno magari religiosi, saranno magari eloquenti, saranno magari persone che si fanno vedere come rappresentanti magari di chiese o quant'altro, avranno l'aspetto della devozione, ma ne avranno rinnegato la potenza. E qua non sta parlando della potenza di Dio, non sta parlando della potenza dello Spirito Santo direttamente, non sta parlando della potenza di Gesù, non sta parlando della potenza del Vangelo, sta parlando della potenza della devozione. Perché sta dicendo: c'è potenza quando noi allineiamo la nostra volontà alla volontà di Dio. C'è potenza quando la volontà di Dio, ovvero la volontà di Dio nella nostra chiamata, si allinea con la nostra volontà. Quando noi abbassiamo noi stessi e diciamo: Dio, la mia volontà è la tua volontà, in quel momento noi possiamo vivere la potenza di Dio nella nostra vita. Quando noi abbassiamo noi stessi e allineiamo la nostra volontà con la volontà che Dio ha per noi. Quando Gesù ci insegna il Padre nostro, ci dice: pregate così, che Dio, Padre, che la tua volontà sia fatta nei cieli e sulla terra. Ma io vi dico, non basta che la volontà di Dio sia fatta, perché sì, la volontà di Dio può essere fatta, gloria a Dio, ma se noi non siamo allineati con la volontà di Dio, noi saremo fuori da questo proposito per il quale ci ha chiamato. Noi non saremo parte di questo proposito, noi non saremo parte di questo scopo, noi non saremo parte di questa cosa che Dio vuole fare vivere in questa chiesa, in questa città, in questa nazione. Se noi vogliamo vivere una chiamata come quella dell'Apostolo Paolo, sia che noi siamo apostoli, sia che noi siamo missionari, sia che noi siamo leader, qualsiasi cosa noi siamo, sia che noi siamo cristiani, se noi vogliamo vivere una chiamata come quella dell'Apostolo Paolo, noi dobbiamo dire: Padre, io voglio che la tua volontà sia allineata con la mia. Io voglio che tutto ciò che io voglio venga meno e che io possa desiderare che la tua volontà sia la cosa principale. Possiamo fare questo perché se facciamo questo, la potenza della devozione, la potenza di allineare le volontà nostre e quella di Dio sarà in noi, e attraverso questa potenza noi possiamo fare meraviglie. Attraverso questa potenza noi possiamo fare meraviglie.
Io voglio invitarti ad alzarti in piedi per concludere questa parola e voglio farti ragionare ancora su questa domanda. Come stai vivendo tu la tua chiamata? Come stai vivendo tu la tua chiamata? Come stai intendendo tu la tua chiamata? Sai prima di tutto di essere salvato? Se sai di essere salvato, sai che Dio ti ha rivolto una santa chiamata, che è quella di andare a predicare il Vangelo. E se sai che ti ha rivolto una santa chiamata e forse magari hai già scoperto qual è il tuo modo per svolgere la tua chiamata, forse già sai quali sono i tuoi doni, i tuoi talenti, forse hai già trovato questa cosa che ti brucia dentro per farlo, io oggi voglio chiederti come stai vivendo oggi tu questa tua chiamata. Paolo ci dà 3 esempi di come noi non possiamo, ma dovremmo vivere la nostra chiamata, per portare fede agli altri, per compiere un comandamento di Dio, per fare la volontà di Dio. Che noi possiamo vivere la nostra chiamata in questo modo, senza vergogna, senza paura, sapendo che ciò che stiamo facendo è ciò che Dio vuole nella nostra vita e per gli altri, tutte quelle persone che noi possiamo raggiungere attraverso il proposito che Dio aveva già quando ci ha chiamato in questa santa chiamata. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù in questo momento, Signore, io ti ringrazio per ogni parola, Signore, che tu questa sera hai ministrato alla tua Chiesa, Signore. Io ti chiedo che tu, Signore, possa aver parlato qualcosa ad ognuno di noi. Io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa essersi fatto alcune domande come tu le hai fatte fare a me, Signore, su come stiamo vivendo la nostra chiamata. Che noi possiamo essere cristiani più diligenti, Padre, che noi possiamo essere più attenti a quello che facciamo, che noi possiamo essere più attenti a dove mettiamo i piedi, Padre, perché tu ci hai rivolto una santa chiamata, Signore, e noi non possiamo disprezzarlo, Padre. Sappiamo che il tuo spirito non contenderà con l'uomo, Signore, che tu non vuoi questo, ma tu vorresti, Dio, che la nostra volontà si allineasse con la tua, muovere la fede nella vita degli altri, che tanti e tanti che tanti granelli di senape possono diventare alberi maestosi grazie a ciò che noi faremo nella vita delle persone. Nel nome di Gesù, Padre, ti chiedo di benedire la tua Chiesa questa sera e che ognuno di noi, Signore, possa essere stato ricaricato, rinvigorito, Signore, aver avuto un momento di riflessione con te questa sera attraverso la tua parola. Nel nome di Gesù, Padre, io ti ringrazio. Amen. Amen. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen.